Andiamo a vedere. Vicenza, il cuore della meccatronica in Veneto. Uno degli 8 distretti a livello nazionale. Riccardo ha la passione per la meccanica e dopo essersi diplomato sta studiando per diventare un tecnico superiore meccatronico. Sto frequentando un corso post diploma che si chiama ITS Meccatronico. La meccatronica è l'applicazione dell'elettronica nell'ambito della meccanica. È uno dei settori di sbocco occupazionale più importanti. So che nel Vicentino molte aziende puntano a migliorare questo settore. Il distretto della meccatronica è una realtà veneta di 450 aziende, 33.000 dipendenti e 6 miliardi di fatturato. Qui scuole e aziende collaborano per dare ai giovani le qualifiche professionali richieste dal mercato del lavoro. Nel nostro distretto abbiamo creato dei corsi post diploma superiore, istituti che possano formare il personale nella maniera in cui da subito è efficiente dentro l'azienda. L'ITS è un valido tramite se si vuole entrare subito nel mondo del lavoro? È rivolto alla pratica con un'applicazione diretta di quello che studiavo. I primi 3 giorni della settimana noi siamo qui a scuola a studiare e invece gli ultimi 2 giorni noi siamo in un'azienda. Faccio vedere un esempio. Questa è la bobina che andiamo a formare. L'esperienza in azienda consente ai giovani di apprendere velocemente gli strumenti del mestiere. Che tensione ha questa macchina? Allora, questa macchina è uno statore a 6.900 volt. E come mi ha fatto fare prima Davis, la scansionatura di una bobina, gli assi X, Y e Z. Esatto, qua si va. Queste sono le derivate. Sì. Vedere e toccare con mano la vera meccatronica nel senso proprio del termine. Questi studenti, una volta finito il percorso di studi, sono pronti per entrare su queste realtà produttive. Ci sono anche aziende che ci chiedono nominativi di nostri diplomati, il guaio è che non possiamo darglieli perché tutti quelli che sono usciti finora hanno già un'occupazione. Grazie alle ultime applicazioni della meccatronica, il mondo della produzione industriale sta vivendo una nuova rivoluzione. Adesso siamo nella fase in cui riusciremo a raccogliere i dati a distanza. Non c'è più l'azienda che va a fare manutenzione a un macchinario, ma è il macchinario che comunica all'azienda quando ha bisogno di manutenzione. A Vicenza siamo ancora fortunati perché c'è questo humus fertile, ci sono investimenti in ricerca, ci sono investimenti in sviluppo, ci sono investimenti in personale che porterà grandi soddisfazioni soprattutto a persone con la luce negli occhi come questo ragazzo.